Dopo la morte di Palladio, Vicenza inizia a divenire la meta di viaggiatori appassionati di architettura. Vogliono osservare da vicino le sue invenzioni, come Inigo Jones che ne importerà la lezione in Inghilterra. Se queste opere non si vedono sul posto, scrive ancora Goethe, non se ne ha davvero un'idea. O meglio, se ne può avere una sfogliando le pagine del Trattato di Palladio. Lo si fa in tutta Europa, come dimostrano molte tempestive edizioni e traduzioni. E si può ricavare un'immagine di sintesi paradossale guardando le prospettive scamoziane del Teatro Olimpico. Paradossale perché Scamozzi le aveva realizzate quasi per irridere Palladio, per mostrare ai vicentini che le sue invenzioni costruivano una Vicenza nuova solo nella virtualità effimera di una scena, solo con lo stucco e la cartapesta. Quella severa critica diviene un boomerang. All'imperatore d'Austria Giuseppe II, nel 1769, bastano 5 minuti all'Olimpico per avere un'immagine sufficiente della città. Questo non significa che l'architettura a Vicenza si mantenga palladiana anche dopo la morte di Andrea. I vicentini mostrano invece di apprezzare per oltre un secolo, un gradimento assai più duraturo di quello riservato a Palladio, i progetti di Scamozzi, il suo linguaggio. Soprattutto accolgono la sua proposta, sviluppata anche da Antonio Pizzocaro, di eliminare le tante, diverse, eroiche invenzioni palladiane e di prevedere per i nobili palazzi degni del loro rango, status symbol della loro appartenenza di classe, ma quasi tutti uguali, segnati dalla cifra omologante della Serliana. Palladio aveva consegnato ai suoi committenti la varietà della magnificenza. La scuola scamoziana insegna, per quasi tutto il XVII secolo, una comune dignità. Dopo un lungo oblio, il Settecento recupera prepotentemente la lezione di Palladio. D'ora in avanti le immagini di Vicenza si concentreranno sui suoi edifici e su quelli a lui ispirati. È un'altra grande stagione che corrisponde a una sensibile crescita del tessuto urbano. Nuovi protagonisti, Muttoni, Massari, Arnaldi, Bertotti Scamozzi, Calderari, tra i maggiori del Settecento veneto, nuovi quartieri, nuovi palazzi. Palazzi che riprendono la varietà del linguaggio di Palladio, gli aggetti dei volumi, forti effetti chiaroscurali e danno vita ad un'architettura meno astrattamente scientifica e più materica. Inizia la stagione del palladianesimo, un fenomeno mondiale, l'unico stile architettonico che deriva il proprio nome da un artista. Ma non dobbiamo pensare a un puro ricalco delle invenzioni palladiane. È passato oltre un secolo dalla fine del Rinascimento. Bisogna tradurre ormai quella lezione e Vicenza diventa una sorta di avanzatissima scuola, dove studiare e realizzare moderna architettura. Goethe lo capisce benissimo. Se dovessi obbedire al mio desiderio, mi tratterrei qui un mese, farei un rapido corso di architettura e proseguirei del tutto in pace con me stesso. Le ville di Palladio cominciano ancora prima di uscire da Vicenza. Lo scrive lui stesso nel suo trattato, a proposito della rotonda, che non inserisce nella sezione delle ville per la vicinanza che ella ha con la città, onde si può dire che sia nella città stessa. Ma la rotonda non è la prima né l'unica. Lo stesso vale per la villa di Gian Giorgio Trissino a Cricoli, dove Andrea della Gondola riceve l'impegnativo soprannome di Palladio. Per le ville di Bertesina, per Villa Valmarana ai Nani, sulle pendici di Monteberico, straordinariamente affrescata dai Tiepolo, padre e figlio. Le ville urbane sono il segno che a Vicenza l'architettura si è sempre integrata con la natura, dai parchi ai giardini, ai colli che iniziano appena oltre le mura. Il segno che la città si estende naturalmente nel territorio che la circonda, un territorio che tutti i viaggiatori del XVIII secolo considerano tra i più belli d'Europa. Nei progetti di Palladio, annota Goethe, vi è veramente qualcosa di divino.
è la sua capacità di interpretare in termini moderni l'architettura classica. Le sue ville impiegano tutti gli elementi degli antichi templi, il timpano e le colonne, la cupola e le logge. Sono case per gli dei, scrive Hofmannsthal. È un edificio, aggiunge, a proposito della rotonda, costruito per un piacere tale come se non fosse destinato a uomini ma a dei. E se furono uomini, devono avere avuto qualche cosa di divino nel sangue per sopportare un'abitazione come questa. Anche perciò le pareti e i soffitti sono pieni di antiche divine raffigurazioni e spesso pochi metri separano gli uomini dagli dei. In queste ville tempio si celebra la natura, il territorio che l'architettura palladiana accoglie come nessun'altra. Si celebra il lavoro, una società nuova che si impone con la forza dell'agricoltura piuttosto che con quella delle armi. Nessuno prima di Palladio aveva saputo mostrare con tanta forza un'architettura che prefigurasse un futuro. Coloro che dopo me verranno potranno con l'esempio mio ridurre con molta facilità la magnificenza degli edifici loro alla vera bellezza e leggiadria degli antichi. È un'architettura che privilegia, in città e in campagna, le abitazioni dei privati, ma conferendo a esse una dignità pubblica, un prestigio immediatamente riconoscibile. È un'architettura che rilegge l'antico e che si spalanca sul futuro, che propone le residenze per una nuova classe dirigente, per una nuova società. Ciò sta alla base della fortuna internazionale del linguaggio palladiano, che si diffonde nei paesi protestanti del nord Europa come in Inghilterra, nelle colonie ribelli che daranno vita agli Stati Uniti d'America come nei palazzi di San Pietroburgo e nelle residenze degli zar. Una misura umana, un respiro divino, una frontiera nuova, sottolinea Goethe, che nasce a Vicenza per diffondersi in ogni continente, da 5 secoli e ancora oggi. Lascio domani Vicenza, scrive ancora Goethe nel suo diario, e a malincuore. Per me ci sono qui troppe cose.